E poi faccio. Vieni più qua che siamo in diretta, non ti vede il resto del mondo. Buonasera cari amici, avete visto il super forno che ho, che praticamente è un forno a microonde. E buonasera per le live sibili interattive. Non abbiamo bevuto ancora il grappino, no, perché abbiamo visto un video, no, di un telecronista di hockey. Buonasera, intanto. Buonasera. Ilde, a te la parola. No, stavi dicendo che abbiamo visto il video abbiamo visto di un cronista che aveva bevuto un grappino e è andato su a fare il telecronista in montagna. Stava facendo esatto la cronaca in diretta, minuto per minuto, anche di più, durante una partita di hockey, dunque piste ghiacciate, immaginate il freddo dentro lo stadio. E lui con 2 grappini, quelli di alta montagna. E poi diceva Soppio veramente. Ha detto 10 volte veramente. E... Ciao Chiara, buonasera, ciao Italia. Ciao Italia, grazie. Secondo me anche ciao Chiara, benissimo. E niente, questo veramente per 1 ora e 40. Esatto, Ciao, veramente Roberta. Appunto. Esatto. Poi abbiamo anche la Mi Band, fai vedere la Mi Band? Ma non ci pagano per queste cose. Non so, ma è solo per dire che noi per essere sempre con voi ci teniamo sempre sotto controllo. Buonasera Roberta. Ciao Roberta, ciao cara. Ci teniamo sotto controllo per lo stress, il peso no, perché non voglio perdere la linea, la sfera, così. La curva. La curva. Come fai a credere che la terra che è piatta dopo che guardi me? Sono tutto rotondo, scusa, Allora, intanto salutiamo anche Giovanna, Cristian. Andiamo con Jenny. Ciao Cristian, bene. Adesso a parte le battute possiamo iniziare a dire qualcosa ai nostri amici? Assolutamente sì, infatti fino ad ora qualcosa l'abbiamo detto, però non era legato al nostro consueto appuntamento. Oggi mercoledì 27 ottobre 2021, appuntamento delle 21 nel canale YouTube del Marietto Veneziano. È il secondo appuntamento delle dirette in generale fra quelle del mio canale e quelle del Marietto. Salutiamo anche gli amici di Trieste e di Genova. Esatto, siamo con voi. Siamo con voi, sì, certamente col pensiero, col cuore. Sì, ma noi, nel senso, anche noi non stiamo più, veramente non consumiamo niente, siamo tappati in casa, la nostra protesta è silenziosa. Esatto. Allora, bene, dunque, torniamo invece all'appuntamento. Siamo qua per darvi risposta, no? Risposta a una domanda con le Sibille. La domanda, per quanti non sapessero ancora le cose che insomma ricordiamo sempre, perché magari si aggiungono nel tempo, ci trovano per strada e ci raccattano come 2 barboni col pigiama e le navicelle. Mi piace le ancorette, l'ho messo stasera proprio dopo la doccia. Esatto. Stasera voglio andare in tiro stasera. Stasera svolgiamo il pigiama. Allora, al di là di questa parentesi di siparietto di ironia domestica, i requisiti che chiediamo nella domanda sono sempre certificato Green Pass. Esatto. Primo, poi sierologico, perché vogliamo andare sul sicuro. Potete fare la domanda anche dichiarazione dei redditi della nonna. Il modello 110? Non si sa mai, magari vogliono... Il modello 110? Se ci fa una domanda sul, come si dice, se ci fanno una domanda si compra un caso. Vuoi dire super bonus? Un super bonus, noi chiediamo tutto. Esatto. E se volete una consulenza c'è Chiara, che sicuramente ne sa molto di più perché ha a che fare con i condomini, vero Chiara? C'è anche Assunta, Pierluca, ciao, buonasera. Assunta, ciao Cristian, ciao Giovanni. Dunque, vostro nome, a parte gli scherzi, il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda deve essere formulata in modo chiaro, significa che non sprecate la vostra opportunità di porre un quesito stando sul generico, visto che non conoscendo la vostra situazione non riusciamo a darvi soddisfazione, dovreste veramente interpretare il messaggio della Sfinge, perché noi non sapendo in quale direzioni potrebbero andare le Sibille, ecco, guarda, conformità, brava Chiara. Conformità 110 si chiama. Se c'è la conformità per aderire al 110. Sì.
Dunque, mi raccomando, usate bene la vostra opportunità, dunque fate una domanda precisa, mirata, date delle indicazioni se siete single, se siete in coppia, se la persona che vi interessa o che avete cominciato a frequentare sta in coppia e single. Cioè, dateci degli indizi. Esatto, sto facendo insomma degli esempi molto comuni per potervi far capire insomma che abbiamo bisogno delle piste energetiche, perché sennò la esatto, cosa ovviamente, infatti, a perde di proposito credibilità e di pista energetica, se la domanda riguarda non solo voi ma anche un'altra persona, dovrete indicare anche il nome. Ci interessa il nome, non serve il cognome, il nome con la data di nascita. Mi raccomando, niente lettere puntate, iniziali, segni zodiacali. Non è una scia sufficientemente consistente per noi, che dobbiamo appunto sintonizzarci sulle vostre domande, su quello che state chiedendo, sulle persone coinvolte. Benissimo, direi che ho fatto questa premessa, mentre aspettiamo insomma che si colleghi qualche altro amico o che scrivano qualche altra domanda. Perché chiaramente questo, come si dice, video lo vedranno anche gente che non è che ci segue tutti i giorni, non sa che abbiamo 2 gruppi Facebook. Esatto, i Casti Sacerdotali, che è un gruppo che nasce principalmente per diffondere ermetismo, cabala, al quale si è aggiunto in un secondo tempo il gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, che appunto, come avrete capito dal nome originale del gruppo, riguarda proprio questo, radionica, radiestesia, tarologia e ermetismo. Nel gruppo troverete circuiti radionici gratuiti che mettiamo a disposizione, così come anche nel sito di cui adesso vi parliamo. Il sito del Capitano. Il capitano.altervista.org è un sito che nasce ormai 6 anni fa e che da allora distribuisce gratuitamente dispense di radionica. Dunque, per gli amanti dell'argomento probabilmente già conoscono questo sito. L'hanno scaricato in 175.000, cioè 175.000 book. Esatto. E poi c'è una sezione shop dove si può acquistare questo talismano da 150 euro più 10 euro di spedizioni. Esatto, è un talismano radionico sefirotico. Con tante altre qualità che adesso non stiamo qui a elencare. Esatto, perché ormai abbiamo fatto 7 minuti e mezzo. 7 minuti con la mascherina 7 minuti e mezzo è un record meno. Quindi possiamo iniziare subito a salutare la Roberta, la Carmela. Buoni, abbiamo già risposto a tutti. Via con la prima domanda. Cominciamo. E abbiamo la nostra Giovanna. 17 gennaio 68, come andrà il nostro amore? Fabrizio, 16 luglio 69. Allora, abbiamo il Fabrizio, no? E la nostra Giovanna, 69, 68, bene. Una data democratica. Voilà, Giovanna e Fabrizio. Nostalgia canaglia. Nostalgia canaglia cantava quel tipo, te lo ricordi? Sì. Che ti prende proprio quando non vuoi. Sembra una cosa, o è nascosta questa nostalgia, oppure sembra un furto con scasso. Sì. Diciamo che è un furto con scasso, direi anche, come si suol dire, colposo. Così con 6 mesi di capire. Con la condizionale uno se la cava. Dici? Neanche ci entri la prima volta. La prima volta. Vediamo un po'. Dai, vediamo mettiamo un po' a favore di camera e non di pancetta Covid. Via allora, cosa si vede qui? Non sembra essere una cosa antica, cioè sembra una cosa comunque di storia recente. Dunque, Scusami, ma nel caffè potevi metterci un po' più di miele? Ma è tutto sul fondo. Ho capito, va bene. Devi mescolare, è mescolato? Perché ho mescolato. Io non ho mescolato. Ho capito, perché è amaro, sembra di vedere del sale. Vai avanti, questo è bellissimo. Vado avanti io. Allora, niente, non fate caso che gli ho portato un po' di caffè.
Sì, me l'ha portato alle 9 il caffè, che io sono abituato a prendere alle 8:30. Ah, senti, andiamo avanti con le sibille, va che li confondiamo. Dunque, nasce, diciamo, questo interesse sulle ceneri di qualcos'altro, perché ci sono qua dei rimpianti nel passato, ancora una situazione che è rimasta molto chiara, cioè poco chiara e molto confusa, esatto. Dunque si vede che c'è un abbastanza recente tormento, qualche situazione di perdita che probabilmente, non so, forse tu, Giovanna, hai attraversato, ma arriva questa persona, arriva in una specie di soccorso, di aiuto, possiamo dire, comunque una persona, esatto, una persona attenzione però disponibile, ma c'è un qualche compaiono i deliranti, dunque i deliranti a volte possono indicare situazioni confuse, che sono confuse nei termini in cui la persona dice delle cose che poi non risultano vere o che se le rimangia, esatto. Oppure possono raggiungerti voci di corridoio, cose non attendibili, oppure non conformi. Esatto, chi la dice in un modo che in un altro, oppure proprio sembra che in qualche momento non capite tra di voi le reciproche intenzioni, anche questo può essere un motivo di confusione. Oppure lui uno parla burro e l'altro risponde ferrovia. Sì, è bella questa. No, è un detto delle latitudini della Giovanna. Nel nord si dice così. Potrebbe anche dire che viene in soccorso in un momento di confusione. Comunque è molto disposto, o così sembra, almeno che non si rimangi poi quello che dice, sembra essere disponibile. E qui vado avanti io, perché il caffè l'ho sorseggiato e vediamo che c'è o un viaggio o un cambiamento dovuto all'entrata in scena molto probabilmente di un ex o di un ex. Adesso qui si vede una donna, quindi molto probabilmente si vede quasi che lui è ben motivato, vedi Giovanna, qua lui è molto ben motivato, però ci sarà in futuro prossimo un cambiamento e attenzione, entrerà in scena una persona pesante, diciamo, piuttosto corposa, cioè non è una persona che andrà giù liscia, entrerà a gamba tesa a cercare di rovinare l'armonia, perché qui lui si vede che al di là del detto non detto, perché ci sarà qualcuno che molto probabilmente dirà delle cose che poi non sono vere e sembra proprio che sia una donna, però lui mi sembra che lavorerà in modo corposo, in modo sostenuto, no? Dovresti poter raccogliere molte soddisfazioni con questa persona. Sì, è un tipo che si impegna, almeno da queste carte qua, da questa e qua. Questo qui poi sarà un tipo che veramente vorrà fare qualcosa. Lo noti anche tu che non è mai comparsa nessuna carta di ambiguità da parte di questa persona, a parte questo qua che potrebbe definire comunque un clima confuso. Sì, perché si vede che lui molto probabilmente ha problemi con qualcuno del passato. E poi io non capisco questa, o è un'amica o entra in scena anche una persona. Esatto, allora a volte la carta della superbia può indicare che c'è una qualche fonte di rivalità, cioè qualcuno che può mettersi o entrare in competizione in questa situazione. Potrebbe sembra nel essere futuro, esatto, qui si parla fra 6 mesi dove tu avrai già consolidato. Io penso che lei abbia già consolidato. Sì. Dopo questa botta, dopo questo colpo basso, penso che la vostra relazione prenda, non è che dico che spicchi il volo, però prenda la direzione bella, no? Cioè un bel vivere, no? Perché lui è molto, si impegnerà molto, no? Verso... Sì, ma sicuramente la carta dell'amica, oltre all'entrata in scena di una persona in carne e ossa, che comunque è nella cerchia delle conoscenze, delle amicizie, indica comunque anche un momento di serenità, dove è aperto il dialogo, la comprensione, l'accoglimento, insomma, c'è comunque qualcosa di positivo che ti aspetta con questa persona. Il finale, guardiamo un po' l'esito, che è un po' claudicante il finale, Mi fa un po' tremare le gambette, perché lo vedo un po'...
Il finale, il sacerdote, a meno che non si riferisca proprio alla comparsa di un uomo più grande d'età di Giovanna o comunque di questa persona, Fabrizio, può indicare un raffreddamento però, un qualcosa che va un po' a spegnere lo slancio e l'entusiasmo e può comunque indicare che si accende una nuova passione invece per qualcuno distante. Che viene da lontano, perché lo vediamo che pensieroso. Dunque, sì. Ma potrebbe anche indicare che è Giovanna, cioè non essendoci un protagonista vero e proprio di questo esito. Sì. È possibile che nonostante l'andamento piuttosto favorevole del rapporto, comunque non scatti proprio quel qualcosa, quella passione, sembra un po' frenata. Certo, se si leggessero proprio terra a terra, proprio senza intuizione, così, sembrerebbe quasi un matrimonio dovuto alla nascita di un bambino, però chiaro. Non credo che siano anagraficamente. Sì, però voglio dire, sembra quasi un matrimonio riparatore. Sembra, però no, non è chiaro, perché non è questo. Però voglio dire, se proprio uno dovesse proprio leggere, però io sono più dell'idea, accarezzo più l'idea di Hilde, cioè il suggerimento di Hilde, che sembra che la cosa si raffreddi dovuto a forse che lui o lei nasce un interesse diverso che porta o a cercare che viene da soluzioni, magari qualcosa non totalmente condiviso, oppure anche perché non c'è un riferimento specifico a una persona, però comunque dai, non sono poi malvagi, no? Si lasciano, nel senso tranquille, non sono drammatiche, non sono brutte, è una bella cosa che non sia brava Giovanni. Andiamo avanti, intanto salutiamo qualcuno. Ane, poi Ane, no? Ok, sì, dovrebbe essere Ane. Carmela l'avevamo salutata? La salutiamo. La salutiamo di nuovo. Il postino suona sempre 2 volte. Andiamo avanti con la prossima domandina. Christian arriverà l'amore con la A maiuscola? Christian. Allora, 22 gennaio dell'80. Christian, vediamo se nel prossimo periodo, ricordiamo sempre che l'indagine... Esatto, sì, va al massimo un anno. Ma a tirarla proprio per le lunghe. Proprio a spiattellarla con un mattarello delle massaie bolognesi che ti fanno una piadina che te la tirano 3 chilometri. Ok, dai. Ti fanno la pasta di tortellini che è favolosa. Allora, ma qua c'è ancora qui c'è Christian, qui tu stai pensando soffre ancora una ex qua qui Christian c'è in ballo ancora una vecchia fiamma. Che fiamma che doveva essere? Sì, qualcosa che non va fatica giù, mica a lasciare andare. Non va giù, vediamo. Non, Christian non molla, Siamo un po'. Christian. Hilde, ti lascio a te questo piacere. Vediamo un po' questa fiamma, se arriva entro un anno oppure sono fuochi d'artificio. Ma se ha le gambe cammina? Se ha le gambe cammina e se non ce le ha con la sedia. Con la sedia. Allora, vabbè, adesso al di là dell'ironia, esatto, che non... Sembra che lui abbia già sfiorato qualcosa di importante in passato. E si è impegnato molto anche, vedo. È una brava persona, Cristian, si vede che lavorava molto anzi, tutta la linea del passato, sempre lottato, lavorato, impegnato per questa donna. Sì, però qualcosa, invece di parlare di amore, si parla quasi di un qualcosa che... Platonico? È come se alla fine sia scivolato su un piano amichevole più che passionale, cioè non so bene in che forma possa essersi. In che modalità, però. Esatto, però in ogni caso ora c'è un senso di solitudine, un po' di isolamento, diciamo che
c'è anche del sacrificio, probabilmente Christian non è che ha tutto questo tempo, è molto solo. Però c'è una passione in corso per una persona, solo che sì, è una passione per una persona che forse non è neanche del posto. Viene da lontano. Però non sembra essere del tutto ricambiata, ci sono delle... Sì. E poi a parte che al taglio abbiamo visto che sta ancora guardando una persona del passato in retromarcia, e dunque diciamo che nonostante tutto si lascia andare poco, ma poco slancio, è un po' freddo, è un po' no? E rimpiange ancora questo vecchio amore, questa persona, o la scelta che avrebbe potuto fare in qualche altra circostanza. E guarda un po' il futuro. In futuro ci saranno delle occasioni che ti lasceranno un po' perplesso, probabilmente non saranno completamente adeguate alla tua persona, dunque addirittura più avanti ancora militare nemica, dunque c'è proprio anche un qualcosa che è meglio starci proprio alla larga. Christian, stai attenta alle prossime conoscenze, perché qua vedo che c'è un tris di carte da giubbetto antiproiettile. Esatto, sembrerebbe intanto, ammesso che compaia qualcuno in carne e ossa nel futuro, comunque che queste opportunità che lui vivrà, come ho detto, non saranno convincenti, addirittura in un caso possono sfociare in veri e propri attriti, incompatibilità di carattere piuttosto decisi, importanti. Dunque al momento non si vede la A maiuscola che stai aspettando, no. Però qualcuno sembra arrivare, forse che c'è dei bambini. Sembrerebbe una donna giovane, probabilmente giovane, comunque già separata, possibilmente ha 2 figli. Uno proprio un po' piccino, un'altra più grandina, un adolescente. Questa donna vanno alle medie? No, non si tratta di me. Un po' così. No, uno è proprio piccolino, potrà avere 2-3 annetti, un'altra invece è già più grandina. Il mercante può dare un'indicazione attinente al lavoro, cioè potrebbe essere una donna che conoscerai per il tramite di qualche situazione lavorativa. Dunque non si capisce se è una maiuscola, ma si capisce che può nascere qualcosa. Sembra una persona posata che vuole una stabilità, qualcuno serietà. Che cerca qualcuno di serio. Sì, ma anche se fosse lei una donna pragmatica, cioè una donna che sa quello che vuole, insomma, perché di persone che sembra un bandiere, basta guardare i talk show. Andiamo avanti con il nostro talk show. Salutiamo il Bosco Incantato, Teresa, no? Allora, torniamo su. Abbiamo risposto. Quindi Christian, entro un anno dovresti vedere qualcosa, incontrare qualcuno di veramente interessante. Allora. All'Assunta. Buonasera Marietto. 17 febbraio 1955, riuscirò a cambiare casa? Infatti io ho detto, speriamo che qualcuno ci chieda delle case. Delle case, sì, perché è un argomento che ci piace. Allora, riuscirà a cambiare casa? Assunta. 17 febbraio 55. Del 55. La nostra Assunta, vediamo se cambia casa. Voilà. Vediamo un po'. Attenta Assunta, attenta alle proposte. Lei sta lavorando molto, però mi hanno detto tante cose che poi non sono state... Allora, o è un'opportunità che riguarda all'agevolazione di un figlio che magari affronta un momento un po' complesso, perché vedi che la carta della falsità sono situazioni un po' così, un po' rischiose, un po'. Sì, un po' così. O comunque la carta della falsità indica anche quell'opportunità da cogliere al volo, no? Con quel sano opportunismo che ci insegnano i gatti di quando si strusciano per riempire la ciotola. Noi abbiamo 2 gatti, sappiamo cosa stiamo dicendo. E dunque, vediamo cosa dice la stesa. Vediamo cosa dice la stesa. Questa casa arriverà.
Sembrava di... cosa vedi in questa stesa? E adesso... Ma... lei è molto motivata, e ha nel cuore anche una casa che ha già visto, una casa che gli piacerebbe nel passato. Magari è una casa che ha a che fare col suo passato. Sì. Diciamo che vedi la prima linea con cui apre la stesura indica comunque delle situazioni piuttosto importanti, complesse, che però o proprio intende prendersi una distanza da queste situazioni, ha proprio voglia di cambiare, forse con l'ultima c'è di mezzo un uomo grande con cui evidentemente c'è stato proprio una rottura, no? Allora, esatto, vuol proprio cambiare aria. È speranzosa, nostra assunta e vuole. Sì, e c'è qualcuno ci che sono delle proposte, ci sono delle possibilità, delle offerte anche valide. Il problema è il seguito, che non è un seguito che ci fa stare tranquilli. Grande indecisione, cosa faccio, cosa non faccio, costerà troppo, potrò, non potrò. Sei sempre forte nelle varie scelte, però vedi blocchi, rimpianti. È ancora un po' combattuta, sembra che per ora non c'è questo cambiamento. No, non c'è. Anche nell'esito. Allegria, gran signore. Sarà aiutata magari da qualcuno, però vedo che c'è qualcuno che rema contro. Qualcuno che dietro le quinte, magari davanti fa una bella faccia e dietro gamba tesa. Allora, il fatto è, secondo me è un po' così, c'è una persona, un uomo molto disponibile, intenzionato effettivamente a rendere anche possibile questa tua volontà, questo tuo desiderio. Potrebbe essere il marito, potrebbe essere qualcuno che effettivamente le sta accanto e la aiuta, no? La protegge, e dunque è deciso ad accontentarti, però nemica artista sembra che comunque ci siano delle problematiche che non dovrai trascurare e che possono provenire da qualcuno, da parte di qualcuno appunto che ha tra l'altro delle conoscenze, che poi siano conoscenze in termini di persone, agganci o piuttosto di informazioni, di conoscenze proprio intese come qualcosa che sa. Dunque ci sono dei pericoli, dei rischi da non sottovalutare. Dunque non lo vedo questo diciamo che è un work progress. Esatto, diciamo che è in progresso, ma entro un anno non si vede proprio qualcosa di valido. Nel prossimo periodo, poi bisognerà vedere, perché l'anno è un po', sai che è sempre un tempo molto molto esteso. Ma il tempo è sempre il gentiluomo. Esatto. Aiutati che ci aiuta. Salutiamo anche Eleonora, il Bosco Incantato. Buonasera. Poi ho avuto moltissimi grazie. Allora, vediamo un po'. Assunto ci ringrazio, andiamo avanti. Vediamo un po'. Allora, la prossima. Carmela. 4 gennaio 81 è Cosmo? Proprio Cosmo o Cosimo? Sarà Cosimo. Vabbè, è 8 ottobre del 79. Cosmo mi sembra modesto come nome, no? Allora, riusciremo a vendere casa? Dai, vediamo se riusciranno a vendere casa. I nostri due amici, vediamo un po' se riescono a vendere casa. C'è qualcosa che è ingrippato, Allora, qui sono ovviamente il taglio è intanto un'indicazione. Sì, poi il taglio dà solo una dritta, però già fa capire che sembra aprire un paio di scenari. Il primo è che tu possa avere una profonda, come dire, crisi tra due possibilità. Forse si faranno avanti due proposte
e di conseguenza non sarà facile decidere cosa accettare e cosa no, perché probabilmente saranno diverse nei termini. Un'altra però opportunità è che una di queste proposte potrebbe nascondere qualche perdita, dunque essere una proposta un po' sottotono rispetto al valore dell'immobile, dunque nascondere un insidie. Vediamo un po'. Hanno speso soldi per la casa. Hanno fatto vedere. Guarda lì. Ho avuto paura di girare quelle Sibille dopo, no? Perché? Guarda qua. Per vendere la casa, guarda, malinconia. Allora. Guarda. Cioè la casa gli hanno voluto bene loro questa casa qua. Accidenti, è stato un bel investimento, effettivamente, come hai detto tu, hanno speso un bel po'. Poi si sono andati a fare. Ma sembra che forse a loro si apra un capitolo lontano da dove stanno, capito? Cioè sembra che per lavoro oppure per altre necessità vogliono proprio spostarsi, cambiare posto. Loro tra l'altro vedi che c'è fedeltà, dunque loro gli vogliono anche veramente bene, hai detto giusto, a questa casa, dunque non è neanche stato facilissimo prendere probabilmente questa decisione, però nemmeno vogliono che qualcuno possa approfittarsi di una specie di, non dico fretta, ma magari hanno un po' bisogno di accelerare i tempi per potersi liberare e muoversi. Però nel prossimo periodo non sembra arrivare granché. La carta della morte, la consonante sorpresa, la malinconia sembrano suggerire la necessità di cambiare la richiesta rispetto al valore dell'immobile. Dunque magari ci può anche essere qualcuno interessato, così come lo avete proposto, ma non obiettano un po', oppure vedete che chiedono qualche riduzione del prezzo, cercano di trattare, questo magari vi ha anche urtato, perché sembra che al presente possa essersi verificato qualcosa del genere. Purtroppo col passare del tempo è possibile che dobbiate adeguare appunto la richiesta. È chiaro che rispetto appunto alla richiesta non avrete quella soddisfazione. Anzi. C'è un'indicazione però, perché la carta della giovane fanciulla chiude, il che significa, o può significare, è più corretto dire così, che comunque una possibile acquirente, una possibile persona interessata è una ragazza giovane che magari vuole investire per il suo futuro o ha delle necessità in qualche modo che corrispondono o trovano risposta nella vostra casa. Dunque c'è una ragazza, insomma. Il finale è un pochettino un tavolo a tre piedi? Allora, la ragazza c'è e qui potrebbe subentrare il padre che magari cerca di fare l'affare. Cerca di fare l'affare, Vedi che cerca proprio di fare l'affare. E poi sta voi lì a quel punto lì. Sì. A quel punto lì. La chiusura non dà né bene né male, sembra comunque la carta del sacerdote sì che può indicare che sia il padre poi il padre di questa ragazza a fare la trattativa, ma può anche indicare che tutto sommato non è neanche una perdita per voi, potrebbe essere abbastanza giusto come i tempi che corrono, comunque l'affare lo fa sempre chi compra, mai chi vende. Ma loro magari a loro volta vogliono comprare da qualche altra parte. Appunto, per questo dico così, no? Bene, andiamo avanti con la prossima amicizia. Intanto salutiamo anche la Michela che si è aggiunta. Buonasera. Il Bosco Incantato, vedi? No, si chiama proprio Cosmo. Ah, proprio Cosmo? Sì. Un nome semplice, no? Una volta ho incontrato un signore che si chiama Gesù, non Salvatore in italiano, proprio Gesù. Ma veramente? Sì, di Dio. Andiamo, cognome. Andiamo avanti. Sul serio? No, di Dio esiste. No, di Dio qua da queste parti ce n'è tantissimo. Sì?
Sì. Col piedino. Chi è che ti fa il piedino? No, io faccio il piedino a Achille. Il mio piedino da porcellino contro due zampe. Dai, andiamo avanti. Allora, Cosmo, sì. Comunque la venderete, ma lì dovete stare attenti e valutare bene, no? Però sì, entro un anno l'affare si fa. Allora, Roberta. No, aspetta un po', torna su, perché tu hai questa cosa che vai su, giù, su, e poi non sempre... Allora, Cosmo abbiamo appena risposto. Ok, va bene. Roberta. La nostra Roberta che ci chiede, vorrei gentilmente sapere se Rosario del 60 riuscirà a trasferirsi vicino a me 1° ottobre del 65. Beh, anche quella di Rosario l'ha messa come data, l'ha messa per intero. Va benissimo. Va benissimo. Guardiamo per un po' Roberta. il nostro Rosario e la nostra Robby si avvicineranno. Vediamo un po'. Queste carte mi mettono un po' paura. Sembra quasi che la situazione sia un pochettino... Allora... Dai, Topolotto. O la sparata grossa in un momento... E secondo me forse si è lasciato un po' andare. Un po' trasportare il grappino delle montagne. Veramente? Perché sai, certi uomini dopo un grappino, come quel telecronista che ha fatto una telecronaca, che certi uomini dopo il vino, dopo un bicchiere di vino riattano il mondo, sai, dopo aver riattato la casa. L'ha buttata là, ma sembra un po' un attimo bloccata questa cosa nell'immediato. Adesso comunque guardiamo la Vediamo, magari poi si riprende. Se dopo l'effetto... Beh, l'entusiasmo c'era. È partito altro che in 4. Però mi sa che... Vediamo un po', lei ci crede molto. Ma... non è per ora, sai. Non è per ora. Guarda, effettivamente, vedi... Lui era partito molto motivato. Sì. Molto. Ha cercato anche di chiudere tutte le situazioni un po' difficili, no? Sì, di trovare anche la soluzione per come trasferirsi, sì, perché certo. Sicuramente il trasferimento non è una cosa che puoi fare dall'oggi al domani. Però adesso mi sembra che sia entrato nella zona grappino, perché vedi, lui è molto motivato, però... Sembra quasi che voglia far credere una cosa, però strategia, blocco, capisci? Sono carte un po' pesanti, no? Per uno che vuole spostarsi. Intanto la carta della morte, proprio in questo momento del presente, sembra... No, non sta dicendo che sembra che si sia fatto il vaccino. No, pensavo che volevi dire... No, sembra che stia cambiando qualcosa che però non può controllare, perché c'è il militare, dunque è come se fosse una specie di attacco, mettiamola così, qualcosa che lavora, una strategia che qualcosa non che lavora di nascosto, e il cambiamento, lui purtroppo, c'è anche il messaggero che porta una novità, porta qualcosa, dunque lui vuole, non è che non vuole, però qualcosa più grande di lui, una causa di forza maggiore, mettiamola così, verrà a cambiare un po' le acque, le muove un po'. E dunque anche qui, per quanto parlerete di questo trasferimento e dell'opportunità di come realizzarlo e di come organizzare anche il lavoro, perché la carta della domestica, ci sono tante cose da seguire, da fare, in realtà però vedi che sospiri, artista e nemica, ci saranno proprio dei ritardi, dei rallentamenti, degli ostacoli che non permettono di andare a segno. Infatti, presto. La nostra Robby dice che ha dei genitori anziani che non stanno bene, e quindi c'è qualcosa che potrà probabilmente cambiare la situazione. La traiettoria, sì. Guarda, lui veramente vuole, adesso sai, non è che vogliamo, bisogna anche dire le cose come stanno. Esatto. Lui era partito in quinta e stava ragionando per poter fare quella cosa che ti ho detto, e adesso parte la battuta del grappino, e si vede che lui era motivato, poi è entrato in scena qualcosa più grosso di lui che l'ha bloccato, e poi vediamo che lui tenterà ancora con te di metterci una toppa, no? Come si dice, però tu... Alla fine sembra che
non si realizzi questa operazione, anche perché poi non solo i genitori, ma sembra che entri in scena un déjà vu, si può dire così. Ma non è proprio necessariamente detto che sia una ex, no, ma proprio un pericolo, un'insidia nascosta sì, in questa cosa. E poi c'è un altro dettaglio, guarda qui, tu sai che noi quando c'è l'artista... quando c'è allora, l'artista... Lui non è totalmente disinteressato nelle sue manovre, e dunque anche qui un pochettino sono manovre in alcuni casi calcolati. È vero che c'è un potenziale, però è anche possibile che lui si lanci in modo mirato, cioè che abbia una sua strategia nelle cose che ti dice, e comunque è anche vero che qualcosa sta venendo a cambiare la situazione o smuovere le carte in tavola. Ne continuerete a parlare, ma fondamentalmente se ne parla, ma non si arriva, cioè praticamente non si conclude, cioè non si riesce a stringere, sì, non si va al sodo, non si va al sodo. Ti verrà anche un po' il sospetto che stia chiacchierando senza costrutto. Sì. Ma anche il finale, guarda il finale. Nel finale però, allora, nel finale vedi che sembra che da una situazione favorevole, positiva, foriera di si blocca qualche di nuovo. Realizzazione, invece... Molto probabilmente ti racconterà che non ha soldi, che si raffredda tutto. Oppure si nasconderà dietro la preoccupazione per un padre anziano, una persona grande. Sì, cioè... non dico che è un narciso, non è che non voglio dire che è un narciso, però questa carta qui ce lo fa pensare. Cioè io qui lo dico, qui lo nego, però sembra proprio che prenda delle scuse, no? Per poi non concretizzare quello che dice. Però all'inizio qui mi si dava l'idea che era molto motivato. Sì, c'è stato un momento del passato dove lo slancio è stato autentico. Ma già il taglio, ti ricordi che c'era la falsità? Insomma, un po'... c'è un po' di opportunismo nelle sue... Sì, non mi dà tranquillità, un po' così, sai, quelli che vogliono approfittare, danno la colpa agli altri. Così loro cadono in piedi, dici tu. Quelli che vogliono sempre cadere in piedi perché la colpa è sempre degli... Ad esempio noi abbiamo al terzo piano la Fenisia. Quando non sappiamo su chi sparare, spariamo sul terzo piano la Fenisia. No, c'è sempre qualcuno che deve prenderle. Leonora, abbiamo salutata. Buonasera Eleonora. Io non l'avevo vista prima, anche tu. Non mi ricordo se abbiamo salutata, comunque buonasera Eleonora. Buonasera Eleonora. Allora, andiamo avanti alla prossima. Cristian, me l'ha risposto. Ane. Ok, vorrei sapere come si svolgerà la causa in pretura Dubravka, 7 aprile 62. Chi sarà Dubravka? Lei? Ma è un nome Dubravka? O è una città? Un po', siamo proprio ignoranti. Scusa, Ane, allora, la pretura Dubravka è una città o un nome? Beh, noi... Se ci sei battuto un colpo, spiegaci se è un nome o una città. Vediamo un po'. Nome? Ecco, ci ha dato un nome. Ok, vediamo, siamo sicuri. Allora, vediamo. In pretura vuol dire che è in Svizzera? Scusa, Dubravka, già che ci sei... No, la pretura... In pretura di solito si parla in Svizzera, no? Dubravka, questa cosa. Qui si chiama magistratura. Non è un po' Dubravka, che così se ci puoi rispondere se è in Svizzera o in Italia, così tanto per avere le idee più chiare. Sì, in Svizzera. Allora, vediamo un po' la nostra amicizia, come andrà in... Beh, sembra che in pretura sei protetta, o hai un bravo avvocato o c'è qualcuno che effettivamente ti spalleggia, ha preso cuore la tua situazione. Sì. Un bel taglio, un bel taglio che dà speranza. Voilà. Beh, dai,
non è che sembra quasi che non finirà il primo round. Allora, la cosa legale c'è. La cosa legale c'è, esatto. Magari qualcuno che... Sembra che qualcuno si sia anche proposto di difenderla. Sì. C'è molto entusiasmo, però non si capisce questa donna se è la tua avversaria, perché c'è una donna sposata. Non si capisce se sei tu o una tua avversaria. Se riuscite, quando ponete la domanda, a mettere qualche dettaglio in più ad aiutarvi. Perché non si capisce contro chi fai questa lotta. Beh, comunque noi ti diciamo in modo sommario, visto che in pretura magari hai due cause, è un'idea. Comunque qui entra in scena una donna sposata, potrebbe essere un avvocato, potrebbe essere la tua... l'aiuto, una sorella, qualcuno che comunque questa donna qui entra in scena. Nella linea del presente però si vede che lei è molto speranzosa di vincere, anche se vedo che c'è qualcuno che le ha sparate grosse contro di te. Ci sono sicuramente delle accuse di qualche tipo, potrebbero provenire da una figura del passato o è una donna un po' più grande di lei e ha a che fare forse con una casa. Potrebbe essere beni materiali, una proprietaria di casa o qualcuno che ha... Sì. Diciamo poi ci sarà un cambiamento, però attenta, perché all'inizio sembrava che tu avessi la situazione sotto controllo, però dopo io vedo che sarai attaccata e cercheranno di rattoppare con forse un patteggiamento. Allora, secondo me è possibile trovare un accordo. Questo sembra proprio indicare un accordo, ma nell'accordo devi fare attenzione perché si nasconde un pericolo. Esatto, attenta, cioè loro ti proporranno un accordo, però stai attenta, vedi che c'è un pericolo, una donna, quindi molto probabilmente, non so se è la donna sposata qui o sei tu con dei figli, però attenta che ti proporranno un accordo che non sarà una mela avvelenata. Quei cavalli di Troia, nel senso, quelle situazioni dove sembra che l'accordo sia favorevole, invece nasconde un problemino. Dunque ragiona bene sull'accordo che ti faranno. Alla fine tu ne esci bene. Alla fine tu la spunti alla grande. Va bene per te. Però vedo che hai ancora speranze, nel senso che c'è ancora qualcosa di aperto, poi non è totalmente non sarà una conclusione secca, sarà una conclusione un pochettino, come si suol dire, elaborata. Magari se riuscissimo a capire per cos'era questa cosa qua, si capisce anche perché dovrà comunque attendere nonostante l'esito favorevole. Comunque non vai via male, ecco, diciamo che potresti avere dei bei risultati. Topolotto? Guarda che orario abbiamo fatto. Mamma mia, io non me ne ero mica accorta, però salutiamo anche Simone e Daniela. Buonasera. Va bene. Ci hai preso con le lacrime già. Ciao Siria. Siria. Morale. Allora, va bene, noi siamo addirittura siamo una frutta, anche perché lo sapete benissimo che se volete un consulto 20 euro 40, prima la Svizzera ti ha richiamato 45 minuti. Esatto. Il suo numero di telefono c'è il tuo? Il mio è 347 8702 622, dunque potete prenotare il vostro consulto privato contattandomi al numero che avete appena sentito, oppure anche il Marietto con il numero che trovate. No, lasciate stare, io lo metto tanto però chiamate prima lei, no, perché io sono alla ruota di scorta. Comunque venerdì alle 21:30 perché non abbiamo risposto. Esatto, se non fossimo riusciti a dare la risposta a tutti, cosa che in effetti è avvenuto, tornate a trovarci, ricordate il nostro sito, il sito ilcapitano.interviste.org. E venerdì alle 21:30 sul mio canale YouTube dovete cercare Hilde Garda. Su YouTube, e se ancora non conoscete il canale iscrivetevi, così potrete porre la vostra domanda. Anna dice che si farà sentire per un consulto privato. Telefona Anna, mi raccomando, la Hilde che è bravissima. Ok, anche il Marietto, altro che. Allora, cari amici, ci sentiamo. Io non ci sarò,
venerdì 21:30, poi lunedì per chi non uscirà, sempre 21:30. Sì, anche se è festa io sarò lo stesso noi ci siamo, presente. noi ci siamo perché siamo con quelli di Trieste e anche con quelli di Genova. Grazie cari amici, adesso vado a fare un tampone e alla prossima, ciao.